Una signora rientra a casa dopo una visita medica, va dal marito e gli fa: caro, ha detto il dottore che per farmi passare l'esaurimento dobbiamo andare un mese in montagna, un mese al mare e un mese in campagna. Dove andiamo per primo? Da un altro dottore! Una signora si sveglia in piena notte, apre gli occhi e il marito non c'è a letto. Al che si alza piano piano, entra in cucina e trova il marito a sede che guarda la finestra e piagne a dirotto. Perché si avvicina e fa: ah, ci va, ma che succede? E il marito gli fa: Mari, ti ricordi a 16 anni quando uscivamo insieme le prime volte? La moglie gli fa: certo che mi ricordo. E ti ricordi quando tuo padre ci ha pizzicato sul sedile posteriore che stavamo a fare amore? Fa: certo, amore, mi ricordo. Ti ricordi che mi ha puntato un fucile in faccia e mi ha detto: o te la sposi o te mando in galera per 20 anni? E certo, mi ricordo pure questo. Ma perché piagni? Perché sarei uscito oggi. Scoppia un incendio dentro una casa. Si spalanca la porta della camera da letto, entra il marito tutto agitato e trova la moglie mezza nuda sul letto. Gli fa: corri amore, amore, scappiamo, a casa sta prendendo fuoco. E da dentro l'armadio si sente una voce: salvate i mobili! In un appartamento suonano il campanello, un vecchietto va a aprire e si trova davanti un uomo e una donna che gli fanno: buongiorno, siamo 2 giornalisti, stiamo facendo un sondaggio sulla vita, gli usi e costumi del popolo italiano, potremmo farle qualche domanda? E il vecchietto fa: certo, certo, dica pure. Allora, ci spieghi come passa le sue giornate? Allora il vecchietto gli fa: allora, la mattina mi sveglio molto presto e non appena mi sveglio con mia moglie, attività sessuale. Allora fa: ah, dopo ci prendiamo un bel caffè, facciamo colazione e ancora un po' di attività sessuale. Poi esco con mia moglie, andiamo a fare la spesa, non appena ritorniamo a casa, attività sessuale. Un pranzetto leggero, un bel caffè dopo pranzo e di nuovo attività sessuale. Durante il pomeriggio attività sessuale, prima di cena un po' di attività sessuale, poi ceniamo con un brodino leggero, dopo cena attività sessuale, un po' di TV e ci mettiamo a dormire. A che giornalista fa: urca, complimenti, siete una coppia ancora arzilla nonostante l'età. Le fa: e che vuole fa? Ma lei quanti anni ha? Il vecchietto le fa: io 81 e mia moglie 76. E le fa: complimenti, siete veramente ancora pieni di energia. Ma me scusi, detto in confidenza, lei che intende per attività sessuale? E il vecchietto le fa: e mia moglie che rompe il cazzo! C'è una signora che va a ritirare le analisi dal medico e il medico esce con la faccia tutta scura e gli fa: signora, ho una notizia veramente drammatica. Allora fammi dica, dottore. Gli rimangono solamente 6 ore di vita. Questa capirei sbianca e comincia a piangere. Corre verso casa, quando arriva a casa gli racconta tutto al marito e gli dice che il suo ultimo desiderio è fare l'amore fino alla morte. Perché se mettono a letto cominciano a scopare. Scopano una volta, 2 volte, 3 volte, 4 volte, 5 volte. La quinta volta il marito distrutto gli fa: amore, e mo basta. Oh. Te no, ma io domani mattina mi alzà. C'è un tizio, una sera torna a casa, rientra e sente la moglie che è chiusa in bagno che sta facendo una doccia. Arriva davanti al tavolinetto dove sta lo svuotatasche, mentre si sta a levare i soldi, nota lì vicino un iPhone 7 Plus, ultima generazione. Perché lo prende? Non è il suo. Gli strilla la moglie dentro al bagno: amore, ma di chi è sta iPhone 7? E la moglie da sotto la doccia gli fa: ho vinto con una cinquina. Vabbè. Poi sta iPhone si gira e vede le chiavi della Smart. La moglie c'ha la Smart, pia pure le chiavi, fa: amo! E sta Smart? E la moglie sempre da dentro al bagno: ho fatto un'altra cinquina. Lui fa: ma perché non esci? Che stai a fare? E la moglie dentro al bagno: mi sto sciacquando la tombola. C'è un tizio una mattina, si reca dall'urologo, non appena entra gli fa: dottore, c'ho un problema, tutte le volte che faccio pipì sento una grande pressione qui sotto. Perché il dottore fa: qui è sicuramente la prostata, si spogli che facciamo una visita. Insomma, lo fa spogliare tutto, gli fa: si pieghi, lo fa piegare. E il dottore si mette il guanto, Pier Gel, si mette a mettere il gel sulle mani. A un certo punto gli fa: faccia un bel respiro, gli mette il dito al culo e comincia a girare. Gira. A un certo punto gli fa: cosa sente? Questo si gira: sento che dobbiamo cominciare a dar sede tu. 2 amici stanno a parlare e c'è sta uno che si vede che gli eruda un po', no? L'amico gli fa così: oh, madonna che fascia, ma che hai fatto? Ma lasciami stare, mia moglie non mi parla da 3 giorni. Però ti fa: tietta la stretta, donne così non si trovano più. È il giorno di San Valentino. C'è una coppietta dentro un ristorante che si guarda negli occhi tutta romantica. A un certo punto, a metà della cena, lei lo guarda e gli fa: amo, ti devo confessare una cosa. Lui fa: dimmi amore. Sono incinta. Lui sbianca, comincia a sudare. La ragazza lo guarda e gli fa: che vorresti che fosse? È il 1° aprile.
Una signora si reca dal medico, si spoglia per fare una visita e il dottore gli trova tutti i lividi addosso. Signora, ma che cosa sono tutti questi lividi? È stato mio marito. Ma scusi, suo marito non era partito? Lo credevo pure io. C'è un uomo appena rimasto vedovo che sta davanti alla tomba della moglie e piagne. Gina mia, perché mi hai lasciato? Non posso stare senza di te. Se tu potessi ritornare, se tu potessi ritornare. In quel momento vicino alla tomba, una talpa comincia a muovere un po' di terra e lui fa così. Oh, sto a giocare! Un uomo torna a casa all'improvviso, apre la porta, va in camera e trova la moglie a letto con un estraneo tutto nudo. Spia su tutte le furie che fa, apre il comodino, tira fuori la pistola, gliela punta, fa mo t'ammazzo. La moglie fa te prego, non spara, non spara, non spara. Gli fa, perché non devo sparare? Chi te pensi che ce l'ha comprata a casa al mare? Gli fa, e casa a montagna? E la pelliccia? E le vacanze? La settimana bianca? Tutto? E il marito così, è stato lui? Fa, sì, è stato lui. E dai una coperta, cazzo, di no sta male, no? Siamo allo stadio, in tribuna d'onore c'è un bambino tutto da solo che guarda la partita. A un certo punto uno accanto gli fa, bambino, ma come mai sei qui tutto da solo? E quello gli fa, sono venuto con l'abbonamento di mio padre. Ah, e tuo padre dove sta? E sta a casa a cercarlo. Un uomo entra nel confessionale e si mette in ginocchio. Si apre lo sportellino del parroco e gli fa, dimmi figliolo, come ti chiami? E io mi chiamo Matteo Renzi. Al che il parroco gli fa, l'ex presidente del consiglio? Eh sì, mi vorrei confessare. No, mi dispiace figliolo, tu hai bisogno di una voce superiore, quindi ti consiglio di recarti dal vescovo. Questo che fa? Esce dal confessionale, va alla chiesa più grande, entra, si mette a sedere davanti al vescovo e fa, buongiorno signor vescovo, io mi vorrei confessare. Sì figliolo, come ti chiami? Gli fa, io mi chiamo Matteo Renzi. L'ex presidente del consiglio? Eh sì, e non mi dispiace, tu hai bisogno di un parere superiore, ti consiglio di recarti in Vaticano. Questo riesce, arriva a Roma, entra al Vaticano. Come arriva al Vaticano, lo portano di fronte al Papa, il Papa gli fa così, dimmi figliolo, che è successo? Sua Santità, io mi vorrei confessare. Ma come ti chiami? Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio? Eh sì, quello che ha messo l'IMU, Atasi e Atare? Sì, quello che ha firmato per l'8 per 1000? Sì, sono sempre io. E allora mi dispiace Matteo, ma tu hai bisogno di un parere superiore. Guarda, qui dietro c'è una piccola cappella, entri lì dentro e c'è una croce immensa, ti inginocchi e lì potrai parlare veramente col Signore. Anche Renzi si alza, entra dentro a sta cappelletta, arriva davanti a sta croce enorme e si mette in ginocchio. Guarda la croce e comincia a fare così. Signore mio, io mi vorrei confessare. Allora il Signore dalla croce fa così. Come ti chiami figliolo? Io mi chiamo Matteo Renzi, l'ex presidente del Consiglio. Sì. E allora tu, figlio mio, non hai bisogno di confessarti. Tu devi solo ringraziare. Ma davvero? E che devo ringraziare? L'antichi romani che mi hanno crocefisso qui, se no scendevo e te facevo un bucio da culo così. Due amici parlano, uno gli fa a quell'altro. Oh, lo sai che alla fine ci sono uscito con quella che ci chattavo su Facebook? Oh, insomma, com'è? Sta buona, era mia moglie. Siamo in campagna, in un campo di pomodori. È l'alba. Piano piano, lentamente sorge il sole. Come sorge il sole, si sveglia un pomodoro. Si stira tutto e comincia a fare così. Sono un pomodoretto, sono un pomodoretto. E tutti i pomodori cominciano a svegliarsi e tutti in coro. Siamo pomodoretti, sempre di più, sempre di più. Alla fine sono una folla. Siamo pomodoretti. Tutto il giorno ripete. Siamo pomodoretti, tutti in coro. Mo passa tutta la giornata, lentamente arriva il tramonto e il sole scende e piano piano tutti i pomodoretti cominciano ad addormentarsi. Siamo pomodoretti, siamo pomodoretti, rimane uno solo. Siamo pomodoretti e si addormono tutti quanti. In quel momento in mezzo al campo c'è sta uno stronzo, si guarda intorno e comincia a fare così. Sono un pomodoretto. Allora c'è un pomodoretto che ancora non si è riuscito a addormentare bene, si gira e fa, oh, ma che cazzo sta a fa? Lo stronzo si gira e fa, oh, e voi avete fatti gli stronzi tutto il giorno? Io non posso far pomodoretto 5 minuti. C'è una coppietta di innamorati tutta accoccolata sul divano davanti al camino. A un certo punto lui gli fa, amore, dimmi qualcosa che mi faccia essere felice e triste nello stesso tempo. Lei ci pensa un attimo, se guarda e gli fa, c'hai il cazzo più grosso di tutti amici tua. Prima notte di nozze, c'è sta una coppia a letto, solo che il marito è un po' tonto. A un certo punto la moglie nel buio gli fa, amore, ho freddo. E il marito si alza, ti prendo una coperta, amore. Piena una coperta e gliela mette addosso. Dopo 10 minuti la moglie, amore, c'ho ancora freddo. E il marito si rialza e piega la seconda coperta. Tieni amore, ti metto anche la seconda coperta. La moglie spazientita, a un certo punto gli fa, amore,
ho freddo. E il marito, vuoi che ti prenda una terza coperta? La moglie si incazza e fa, ma tu madre non ti ha insegnato niente? Ma non ti ha detto che noi donne lì sotto c'abbiamo un buchetto? E il marito guarda e fa, è stata da lì che viene tutta st'aria.